Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto per quanto riguarda l'appuntamento del nostro audio-video giornale, chiaramente improntato per quanto riguarda le ultimissime dal Friuli Venezia Giulia. Dunque andiamo a vedere cosa è accaduto. Partiamo innanzitutto dalla crisi chiaramente dell'Ucraina, per dire che sono quasi 1400 le persone che a partire dallo scorso 27 febbraio si sono già fermate in Friuli Venezia Giulia a fronte di un flusso che sfiora i 25.000 profughi identificati e diretti in altre aree dell'Italia, dati destinati a salire nelle prossime ore. E quanto emerso oggi nel corso di un incontro che il governatore Massimiliano Fedriga ha avuto con i 4 prefetti della regione e altri esponenti della giunta. L'incontro era stato convocato per definire il piano di accoglienza in regione. Ed ora cambiamo argomento, parliamo dei trasporti per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. Andiamo a vedere la situazione della stazione di Mossa, paventata riapertura lungo la linea ferroviaria Udine-Gorizia. Assessore, oggi sopralluogo a Mossa con il sindaco per un importante intervento per il polo scolastico, ma anche per una valutazione rispetto alla stazione ferroviaria. Sì, prima di tutto sono ritornato a Mossa per vedere i lavori che cominceranno in questi giorni della nuova scuola elementare, di cui abbiamo finanziato con 1,5 milioni come regione, quindi sono contento di questo perché i finanziamenti vanno a buon fine. Dopodiché ho approfittato di questa visita per verificare la situazione dello stato di fatto della stazione ferroviaria che è stata dismessa nel 2013, mi dicono, e quindi già quasi 9 anni, per vedere se c'è la possibilità, perché in questi giorni incontreremo anche Trenitalia e RFI, per un'eventuale riapertura. Chiaro che una stazione non è facile riaprirla una volta dismessa, però ci sono tutti i presupposti per fare un ragionamento approfondito e serio sull'eventuale possibilità. E da Mossa ci trasferiamo a Monfalcone per un'altra iniziativa sempre collegata per quanto riguarda il territorio, un incontro di strategia operativa per il coinvolgimento del territorio nei rapporti con Fincantieri. È da tempo che Fincantieri e Confartigianato Gorizia si parlano su un invito di precedenti interlocuzioni avviate dal sindaco Cisint, che oggi ha ribadito la necessità di valorizzare gli artigiani e le piccole e medie imprese del territorio che vantano eccellenze lavorative. Oggi si è sancita la prospettiva di creare aggregazioni operative che daranno una risposta concreta al territorio. Ringrazio Fincantieri per fare il sistema e cogliere la sfida del mercato che in questo momento richiama le imprese locali, ha commentato il sindaco. Presenti, oltre alla prima cittadina e all'assessore Garritani, l'ingegner Carlo De Marco, Operation Group Fincantieri, il vice sempre dell'Operation Group Fincantieri, l'ingegner Massimo Giuffrida, Alessandro Bais, che è Public Affairs. Ecco, questa notizia che diamo qui, questa edizione del pomeriggio, edizione flash, ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Vi diciamo subito che siamo in attesa anche di un'intervista che ci sta per arrivare a minuti dall'Ucraina, un'intervista importante con il console in Ungheria, proprio nell'area di confine con l'Ucraina, per capire anche dalle sue parole la situazione non solo purtroppo per quanto riguarda i profughi, ma un po' in generale. Questa appena che arriverà sarà poi pubblicata sul nostro sito. Grazie per la visione all'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento del giornata. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale.
Lumibir nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumibir si abbina a qualsiasi palato. Lumibir è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.